Siamo con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, una netta presa di posizione sul bonus 110, c'è in atto un'evoluzione dopo il no categorico del governo Meloni. Ecco, state seguendo l'evoluzione appunto della vicenda, il suo punto di vista? Sì, l'Ordine degli Ingegneri assieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Consulta regionale e alla rete delle professioni tecniche in questo momento si siede al tavolo con il Governo per far fare un momento di riflessione normativo rispetto al decreto legge del 16 febbraio scorso, perché non solo l'anno precedente il Governo ci ha fatto assistere ad una serie di cambiamenti repentini delle regole durante la partita in corso. La cessione dei crediti ha rappresentato assieme allo sconto di fattura un volano fortissimo per l'economia italiana in un momento in cui il Covid aveva messo a dura prova tutta la nostra comunità. Ma contestiamo fortemente i dati che vengono comunicati dal Ministro all'Economia Giorgetti, perché non tengono conto di quello che è un indotto che si è creato e del PIL che è cresciuto tantissimo grazie proprio, noi riteniamo, al superbonus. E non si tiene conto del valore delle vite umane che verranno salvate grazie all'efficientamento energetico, ma soprattutto a quello strutturale degli immobili. Questo non ha prezzo e in un contesto in cui anche l'Europa parla di case green e si va verso un efficientamento di tutto il patrimonio urbanistico europeo, ovviamente l'Italia in questo senso è contraddittoria e va contro tendenza. Ecco che gli ingegneri della provincia di Agrigento assieme agli altri professionisti stanno in questo momento facendo ragionare il governo sui propri dati e facendo un ripensamento sul fatto che devono essere sbloccati immediatamente la cessione e i crediti che sono in questo momento bloccati e che stanno rischiando di mettere in ginocchio non solo tantissime imprese ma tutto un settore, ma anche tantissimi professionisti che hanno investito tantissimo tempo in attività professionale. Quindi c'è stato un reale, un riscontro positivo, specialmente nel nostro territorio, parlo della provincia di Agrigento? Sì, i dati parlano chiaro, dei cantieri che sono aperti sono tantissimi e che tantissime imprese hanno investito e avrebbero continuato a investire. Chiaramente questo stop che si è verificato nell'ultimo periodo sta rischiando di mettere a dura prova tutta una filiera edilizia che in questo momento ha consentito al territorio di ripartire.